L'ambientazione a Sassari è effettivamente, a parte che deriva dal libro, quindi per forza di cose bisognava ambientarlo a Sassari questo film, e poi è stata sicuramente una delle cose più emozionanti nel fare il film, perché Sassari è la mia città, perché ho vissuto qua comunque 25 anni, allora la scommessa era quella di far vedere sia ai sassaresi ma anche ai non sassaresi i posti più significativi di questa città, quelli che dessero subito il segnale di quello che succede quotidianamente a Sassari. E non a caso il film comincia esattamente qui dove siamo, cioè dopo un breve prologo che simula una soggettiva di una persona in macchina che entra in città seguendo esattamente lo stesso percorso che si fa davvero, il protagonista principale, Garau, quello che poi sarà la vittima, entra in campo esattamente su quelle strisce pedonali che sono dietro di noi. La macchina da presa scende dall'automobile, l'operatore con la Steadicam scende dall'automobile e segue il personaggio principale, che subito a questo tavolino, o forse a questo subito dietro di noi, non mi ricordo esattamente, viene fermato dal primo sassarese, che gli parla del tennis, del circolo sportivo, eccetera, eccetera. Garau continua, arriva all'edicola, l'edicolante gli dà il pacco di giornali, anche questo quindi a significare che ogni giorno succede questo rito dei giornali. Poi Garau attraversa l'intera Piazza d'Italia e lì viene fermato da un terzo sassarese che gli ricorda la riunione del partito che si svolgerà nel pomeriggio. Continua in via Roma, viene fermato dal salumiere che gli dice che è arrivata la bottarga fresca di giornata, e poi finalmente arriva in tribunale ed entra in tribunale. Tutto questo per far capire che in fondo tutta la città, che è piccola evidentemente, è racchiusa in questi 100 metri. Cioè in questi 100 metri conosciamo già il nostro personaggio, perché sappiamo di lui appunto che è uno sportivo, che è un intellettuale, che compra tanti giornali, che è impegnato politicamente, che però gli piace anche la buona cucina e che lavora in tribunale. E poi appena lui entra in tribunale finiscono i titoli di testa e poi da lì comincia la storia vera del film. Però ricominci con queste pillole. Dovresti saperlo, arriva l'estate e devo tenermi in forma per non deludere tutte le mie fidanzate. Valerio! Valerio! Oddio, ma che succede? Cosa è successo? Valerio, oddio! Che succede? Aiuto! Aiutatemi! Oddio! Questa è Piazza d'Italia, l'orgoglio della città, il salotto vero della città. Speriamo che quando finiscono sia meglio di prima, perché insomma questo è veramente il cuore di Sassari. Tu qua hai girato... Io qua ho girato appunto il seguito di quello che dicevamo prima dei portici fino ad arrivare là, e poi anche una brevissima scena fra Cecchi e il suo assistente, che era Rinaldo Rocco, che mangiano seduti proprio lì sulle panchine che adesso non ci sono la pizza, commentando quello che è successo fino ad allora sulle indagini. E poi ho girato anche una scena di notte, dopo il sogno che abbiamo detto prima, con la scena dentro il teatro. Insomma, la nuova determinazione di Carlo Cecchi ad affrontare questo caso, e questa determinazione gli cresce attraversando la piazza di notte. Fra l'altro questo attraversamento della piazza è una di quelle scene che Carlo odiava fare, perché lui, essendo un attore soprattutto teatrale, come tutti sanno, gli piace recitare, gli piace dire le cose, dire le battute, dare le inflessioni, eccetera. E allora pativa un po' quando doveva fare delle scene senza dire parole. Per esempio, 2 scene collegate fra loro, nel senso che lui doveva fare lo stesso movimento, in qualche modo anche lo stesso sguardo, erano collocate una all'inizio del film e una verso la fine. La prima è lui che per la prima volta entra nella stanza della vittima in tribunale.
entrava, La macchina era messa al mio la posto. macchina era più o meno lì e lo seguiva, perché lui entrava qua, lì c'erano le finestre, la scrivania, lui girava intorno alla scrivania, arrivava qua, vedeva, cercava di impossessarsi della vita di questa vittima. Allora, per esempio, vedeva 2 fotografie, le guardava e noi lì abbiamo fatto il dettaglio, una la prendeva addirittura in mano, poi la ripoggiava, continuava questo giro breve, però insomma quasi un excursus sulla vita di questa persona, arrivava qui all'attaccapanni dove era appesa, la macchina si spostava un po' là. Quindi mi sposto? Sì, dove all'attaccapanni era appesa la toga da giudice di questo personaggio. Allora lui, quasi come gesto d'affetto verso questo morto che non conosceva personalmente, toccava questa toga. Toccava la toga quasi a avere un contatto diretto, quasi fisico, con la vittima su cui lui doveva indagare. Rimaneva un attimo, appunto, solo di espressione, un po' sconvolto, un po' affettuoso, un po' tutto, insomma, lì davvero bastava lo sguardo. Poi ritirava la mano e riusciva dalla stanza. Dopo tutto il film, dopo tutto il racconto, dopo che si comincia a scoprire che questo giudice in fondo non era così specchiato come si raccontava, perché c'era, adesso non stiamo a dire la trama, però insomma lui comincia a scoprire delle cose, finché arriva alla casa dell'infanzia di questo giudice. Quindi in qualche modo si ripropone la stessa scena da un punto di vista sentimentale, se vogliamo, emozionale, e allora è più o meno la stessa cosa. La macchina sta là, un totale, lui apre una porta e si ritrova dentro un teatrino privato, questa casa padronale di Bosa, un teatrino con 40 posti, insomma, e capisce che quest'uomo con la sorella e con tutti i loro amici di infanzia facevano lì delle recite, forse per la famiglia, forse per i parenti, eccetera. Quando sul lato destro vede i vestiti delle recite di carnevale, allora scende questi 3 gradini di legno, si avvicina a questi vestiti, riconosce un vestito in particolare di Cappuccetto Rosso, quello stesso che aveva visto nella fotografia nella stanza del giudice, e fa la stessa cosa. Anche lì tocca questo vestito rosso. E lì io avevo fatto un carrello veloce avanti fino al primo piano, perché quasi come se, esatto, sottolineato anche nel sonoro da un soffio di vento. Ecco, tipo l'aereo adesso che fa, come se in quel momento, toccando questo vestito da Cappuccetto Rosso, innescasse di nuovo un contatto diretto con la vittima, e probabilmente è proprio in quel momento che capisce chi è l'assassino, che finalmente risolve il suo problema. E tutto questo c'è chi l'ha fatto con lo sguardo. Lui non lo voleva manco fare all'inizio, diceva no, ma è una scena inutile, e invece, porca miseria, era la scena fondamentale di tutto il film, e infatti quasi suo malgrado l'ha fatta benissimo, insomma. E questo è Cecchi, uno che insomma gli piace parlare, gli piace un po' meno, però poi è così bravo che gli viene bene uguale. Guarda, i non attori li ho usati soprattutto perché per dare quella sassaresità, un po' come ho usato quei 100 metri che abbiamo visto prima dei portici, per esempio il famoso salumiere che gli dice della Bottarga è il salumiere vero, che ha proprio il negozio lì in via Roma prima del tribunale, quindi probabilmente è una cosa che fa ogni giorno con giudici e avvocati. Oppure un'altra cosa, ho fatto fare il medico legale che fa l'autopsia sul corpo della vittima, Alberto Calvi, che è un famoso operatore della RAI sarda, che
secondo me rappresenta davvero il sassarese, quello un po' cinico, perché insomma sta aprendo il corpo di questo qua eppure fa le battute sulle donne, le cose, fa proprio Alberto Calvi, cioè Alberto Calvi lui, per chi lo conosce sa di cosa parliamo, e dice anche un po' delle cose in sassarese, che bella cisti su un morto. Che bella cisti al fegato. Che però, sì, gli hai trovato la cisti, ma tanto quello è già morto. Gli attori sono una razza terribile, voglio dire, insomma, uno che fa l'attore, secondo me ha seri problemi di personalità. Uno che fa il regista. Anche chi fa il regista ha seri problemi di personalità. Allora, secondo me il trucco è intrecciare questi seri problemi, non sovrapporli perché sennò non se ne esce più. Non è che, questo è proprio un caso, guarda, quello è Giovanni Columbo, non è che gli fai una battuta su procedura, che lui sta facendo un documentario sui registi sardi, è venuto a intervistarmi nei posti dove ho girato. Ho capito, ho capito. E che Quello che vuoi. Un tempo mi occupavo abbastanza di cinema, quando ero molto più giovane, ecco. E quindi so che cos'è la differenza che c'è tra un romanzo e un film, lo so. Quindi io non mi aspettavo affatto di vedere qualcosa che fosse il mio romanzo. È difficilissimo che possa darsi questo, insomma, ecco, non so, forse è anche inopportuno che si dia, ecco, comunque non si dà mai. Tradiscono sempre i romanzi per fare Io da ultimo ho visto I morti di John Huston, insomma, che è piuttosto fedele al racconto di Joyce, ed è anche molto bello, insomma, ed è piuttosto fedele. E poi la realtà è che quando noi diciamo piuttosto fedele diciamo una cosa impropria, perché poi il film non può essere fedele a un racconto, ecco, perché un racconto è scritto con le parole, insomma, ecco, un film invece è una materia diversa, insomma, non è possibile, non c'è fedeltà possibile, ecco. E quindi tanto vale operare subito, coscientemente degli strappi, ecco. Quindi io non mi aspettavo fedeltà, quindi non mi sono scandalizzato che non ci fosse, insomma. Grazie. Stia bene, Arrivederci. Ciao Grazie a Antonello, tutti. stai bene. Grazie. Non voglio... Dove?